Festa era e festa è stata, nonostante il risultato finale. Il Rimini è ormai vicinissimo all'obiettivo posto ad inizio stagione, quello della Lega Pro, che per una città e per una tifoseria così vorrebbe dire tornare nel calcio che conta. I biancorossi avvertono la passione, il calore dei propri tifosi, partiti in auto e in treno per raggiungere la vicina Cesena. Nel riscaldamento si colgono i volti sereni di dirigenti, calciatori, di coloro che siedono dietro la scrivania. Cesena, Romagna Centro, Abano, Correggese, Ribelle, poco importa, i biancorossi vogliono abbandonare questa maledetta D e allora nelle prime fasi iniziali del match gli spettatori assistono a una partita giocata a viso aperto. Sorprende anche l'atteggiamento spavaldo del Romagna Centro che senza timore affronta gli avversari. Ma al decimo i padroni di casa scoprono che Berardi, fresco di convocazione nella nazionale sammarinese, da Peter Pan diventa Rocco Siffredi. Mai paragone più azzeccato quando l'esterno servito da Pera infila Semprini e gode come non mai per la prima gioia di stagione. Vedesi esultanza per credere a quanto detto. Proprio Berardi a fine gara non nasconderà la propria gioia assieme a quella di Mister Cari. Sì, sono contento, finalmente sono riuscito a segnare, però comunque sia c'è un po' di rammarico perché siamo venuti qua per vincere e ci dispiace andare via con un punto, però comunque ce la giochiamo domenica per chiudere definitivamente questo campionato e speriamo di chiuderlo. No, io gli avevo predetto il gol della promozione, quindi ne dovrà fare un altro domenica prossima. Il Romagna Centro non ci sta e si rende pericoloso con un'incursione di Tola respinto da Dini sulla ribattuta. Peluso mette fuori. Il Rimini sa che quando vuole può far davvero male, da un cross sulla destra, cabina di testa deposita il pallone tra i guantoni di Semprini. L'atteggiamento dei biancorossi è un po' sbarazzino rispetto ad altre volte, ecco allora che il Romagna Centro colpisce nuovamente, questa volta Gavoci è aiutato da un'uscita a vuoto di Dini, ma il suo pallonetto viene salvato sulla linea da Versiente. Cabine, ma in simbiosi con il partner d'attacco Pera, decide che è la volta buona per sbroccarsi, peccato che al minuto 19 a dirgli di no sia proprio l'ex biancorosso Semprini. Pera osserva e 3 minuti più tardi, dopo uno scambio di testa con Caccioli sotto misura, alza la palla sopra la traversa. Peluso invece dall'altra parte in uno spazio di 4 minuti si rende pericoloso con 2 conclusioni, una da fuori area e una da dentro che non recano problemi a Dini e compagni. Al 32esimo ancora una volta il centrocampista conclude malamente con un nulla di fatto. Al 35esimo la progressione di Gavoci è buona, ma la sua conclusione nell'atto finale viene smorzata dalla retroguardia biancorossa, permettendo a Dini di bloccare la sfera. L'ultima emozione della prima frazione di gioco arriva con Teodorani, l'ex Cesena alla tenera età di 43 anni non inquadra il bersaglio, squadre dunque negli spogliatoi con risultato di 1-0 per i Rimini. Nella ripresa Cabine mostra maggiore vivacità e pazienza se con Pera non c'è collaborazione. L'attaccante cerca il rasoterra vincente, ma purtroppo per lui la porta è un'option, come dimostra la sua conclusione anche qualche minuto più tardi. All'8° Mazzocchi ha nei piedi l'occasione del raddoppio, ma dall'altra parte Semprini è pronto nuovamente a chiudere lo specchio della porta. La sua ribattuta termina tra i piedi di Di Maio, che alza la sfera. Al 10° Peluso chiama la parata a terra Dini, è un primo avvertimento, il Rimini se ne rende conto cercando i bis da un calcio piazzato, ma la conclusione di Caccioli termina all'alto. Il Romagna Centro decide a questo punto di attuare la soluzione dalla distanza, ma Peluso non riesce nell'intento. Ma quando sembra tutto designato, ecco che il centrocampista azzecca di tacco l'assist al bacio per Tola, che da dentro l'area di rigore, lasciato libero, scarica in fondo a sacco il pallone del pareggio. Il Romagna Centro centra l'inaspettato pari, rovinando la gioia al Rimini che aveva già pensato di portare a casa altri 3 punti e come se non bastasse, al minuto 85 l'ex Sant'Arcangelo Gavoci, che a Rimini aveva già fatto mani in Lega Pro in un derby con il Sant'Arcangelo vinto da Clementini per una rete a 0, trova il rasoterra vincente, forse deviato, che inganna Dini e fa sognare la tribuna centrale dei Manuzzi. Il sorpasso è compiuto. I padroni di casa sognano l'impresa, il Rimini non ci crede, la reazione degli uomini di Cari arriva nei minuti di recupero quando dalla lavagnetta si alza in cielo il numero 4 e al secondo dei 4 di recupero concessi il padre di Di Maio, scomparso una settimana prima, dal cielo indica la strada giusta al figlio che da indicazione scaraventa in rete un pallone che sa tanto di gioia, rabbia, lacrime e di dedica verso colui che non c'è più. Proprio dalle sue parole di dopogara il messaggio per il papà. Sì, io ti devo dire la verità, questi tifosi la settimana scorsa mi sono stati vicini, io veramente, a parte che lo dedico pienamente a parte al mio babbo che oggi era scritto
però c'è una dedica a loro perché mi hanno dimostrato veramente il bene che mi vogliono e sono felice per questo. Grazie a Di Maio e grazie a questi ragazzi tifosi che ora possono davvero sognare in grande con De Messico sotto la curva più negale esulterà con loro.